La celebrazione nella Domenica delle Palme ci introduce alla Settimana Santa, in cui facciamo memoria degli ultimi giorni della vita terrena del Signore Gesù e del suo mistero pasquale, centro e culmine della nostra fede. Oggi la liturgia unisce insieme l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme come annuncio della sua risurrezione e la sua passione di cui fa memoria, perché egli entra nella città santa per essere flagellato e oltraggiato. Entra per salire al Calvario, carico di un legno. La vera regalità di Cristo splende dalla croce, alla quale, per darci la salvezza, non si sottrae, svuotandosi della sua grandezza divina e condividendo fino in fondo la vita di ogni uomo. Prepariamoci a seguirlo nel suo cammino di umiltà e obbedienza verso il Golgota, per essere poi partecipi gioiosi della sua risurrezione, riconoscendo in lui, come il centurione, il Figlio di Dio, che muore d'amore per dare la vita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce,
possiamo avere parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo, e di vive e regna per i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage di Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Parola del Signore. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace.
Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli sputi e agli insulti. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, perché mi hai... Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Mio Dio, perché mi hai... Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Mio Dio, perché mi hai...
ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fratelli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro
e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio capo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entra, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparerete la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: Sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: Anche se dovessi morire con te, io
non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andando un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradirà è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei 12, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. E appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì. E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le Scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin da dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla.
Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto? Gesù rispose: Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: Fa il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: Non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: Costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai, e scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: Tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono. Crocifiggilo. Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: Crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo, poi presero a salutarlo. Salve, re dei Giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui.
Dopo essersi fatte beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla Campania, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scrittura, con il motivo della sua condanna, diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Ehi tu, che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Ioses, e Salome, le quali, quando erano in Galilea, lo seguirono e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe ed egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Abbiamo ascoltato diverse letture sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento. Oltre alla lettura iniziale dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, in questa prima parte della Messa, nella liturgia della parola, abbiamo cominciato con la profezia antica di Isaia, che parla di un personaggio misterioso chiamato il servo di Yahweh. A questo personaggio Dio chiede di farsi carico dei peccati e delle colpe del popolo, offrendo la sua vita per salvarlo dalla morte eterna. All'annuncio di questa profezia segue il suo compimento, quel compimento che abbiamo appena ascoltato dal Vangelo di Marco, che racconta la passione e morte di Gesù. Gesù conosceva bene il testo di Isaia, lo conosceva così bene da aver interpretato la volontà del Padre nei suoi confronti proprio nel realizzare la missione del servo. Questa figura misteriosa si realizza in Gesù. Profezia e attuazione. Abbiamo poi pregato con il Salmo. Si tratta del Salmo 21, quello che Gesù ha recitato sul punto di morte. Quello che comincia con le parole Dio mio, perché mi hai abbandonato. Ed è impressionante rendersi conto che Gesù muore pregando con un salmo di prova, di tribolazione e di abbandono fiducioso in Dio. E infine abbiamo ascoltato nella seconda lettura un testo stupendo in cui San Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi, dice il senso di quella morte in croce. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Significativa questa parola, assumendo la condizione di servo. Potremmo dire assumendo la condizione del servo di Yahweh, il personaggio indicato da Isaia nella profezia che abbiamo ascoltato. Egli, continua San Paolo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. La morte di Gesù viene letta e proclamata come gesto di obbedienza alla volontà di Dio. E la volontà di Dio, la volontà del Padre, è di donare, offrire il Figlio suo all'umanità perché condivida la sorte degli uomini, mostrando fino a che punto Dio li ama. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo Figlio unigenito. La cattiveria umana accolse questo Figlio facendolo morire e il Figlio accettò questa sorte che misteriosamente le Scritture avevano preannunciato. Abbiamo sentito la parola di Gesù. Si compiano dunque le Scritture. Il mistero di obbedienza e di amore con cui Gesù dona la sua vita continua a stupirci, come stupì il centurione romano, un pagano, che vedendolo spirare in quel modo disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio.
anche per noi che abbiamo ascoltato e contemplato il dono della vita da parte di Gesù, un dono fatto di obbedienza e di amore, anche noi riconosciamo con gratitudine e fede davvero quest'uomo era il Figlio di Dio. Egli mi ha amato e ha dato la sua vita per me. Grazie, Signore. Grazie. Tocca il mio cuore e fa che almeno un po' sia contagiato positivamente dal tuo amore per essere capace di donarmi almeno un po' ai miei fratelli. Credo in un solo Dio. Tutte le cose invisibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce. Dio la stessa sostanza del Padre. A mezzo di Lui tutte le cose sono state create, noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo. Lo Spirito Santo, della Vergine Maria, si è fatto un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e il suo non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e col Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre di saper seguire con la fedeltà dell'amore suo Figlio, non solo nel momento del trionfo, ma anche in quello difficile della croce. Ripetiamo insieme: per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. Per la passione del tuo Figlio, salvaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché accolga Cristo con l'entusiasmo della folla che lo osannava e lo annunci al mondo come Figlio di Dio, unica sorgente di salvezza. Preghiamo. Per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. Per tutti i cristiani, perché valorizzino le solenni celebrazioni della Settimana Santa come una straordinaria scuola di fede che prepara alla Pasqua, preghiamo. Per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. Per coloro che sono crocifissi dalla sofferenza fisica o interiore e per quanti si prendono cura di loro, perché guardino Gesù con la certezza che vero compimento del Calvario è la gioia della resurrezione. Preghiamo. Per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. Per la nostra comunità, perché, purificata dal sacramento della riconciliazione, trascorra questa settimana nella preghiera e nella contemplazione del Redentore morto e risorto. Preghiamo.
Per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. Per tutti noi, perché tornando a casa con il ramoscello di ulivo ci impegniamo a portare la pace, la riconciliazione e il dialogo nella vita quotidiana. Preghiamo. Per la passione di tuo Figlio, salvaci, Signore. O Padre misericordioso, ascolta le preghiere del tuo popolo che celebra la passione di tuo Figlio e concedigli di diventare suoi veri discepoli per essere partecipi della sua risurrezione. Lui che vive e regna con te, lo Spirito Santo, per i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi ad un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, Santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Osanna, Osanna, Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei, sia venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Guardandovi negli occhi, scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme al nostro Vescovo Corrado abbiamo iniziato dunque la Settimana Santa in questa Domenica delle Palme che ed ora proseguirà e il Monsignor Vescovo sarà con noi nei principali appuntamenti, il giovedì la Messa del Crisma e poi la Messa in Cena Domini alle 20, il venerdì con la celebrazione delle Passioni alle 15, alle 20 la Via Crucis, il sabato la veglia pasquale che è anticipata alle 19:30 e il giorno di Pasqua. Invito a prendere con voi, chi non l'avesse già, il pieghevole con tutto il programma della Settimana Santa e presso le due porte laterali. Sottolineo che inizia oggi pomeriggio già l'adorazione eucaristica delle 40 ore che si protrae lunedì, martedì e mercoledì con gli orari indicati e ricordo il sacramento della riconciliazione. Come già abbiamo detto, la pandemia rende più problematico il sacramento della confessione individuale. Affinché molti possano ricevere la grazia della riconciliazione sacramentale, viene concessa dalla Chiesa la possibilità della celebrazione comunitaria della penitenza con l'assoluzione generale. E sono indicati qui gli appuntamenti, ricordo in sintesi, domani, lunedì alle 15 per gli anziani e quanti desiderano, domani lunedì alle 20:30 per adulti e giovani, martedì alle ore 15 per i ragazzi di quinta elementare e delle medie. Sono indicati anche gli orari nei quali noi sacerdoti siamo disponibili sempre per la confessione individuale. Ecco, prendete con voi questo. Un'ultima raccomandazione, dopo la benedizione e il canto finale all'uscita, prego di uscire gradualmente e ogni navata alla porta a cui fa riferimento. La porta destra per la navata di destra, la porta centrale per la navata di centro, la porta di sinistra per la navata di sinistra, ordinatamente, mantenendo le distanze. Buona Domenica delle Palme. Ringraziando il coro che ci ha aiutati a pregare con canti veramente fatti bene, saluto e dedico la benedizione non solo ai presenti ma anche a coloro che ci hanno seguiti attraverso la tenda TV e Radio Palazzo Carli. Chiediamo che il Signore ci accompagni a vivere quanto qui abbiamo celebrato e a prepararci bene alla solennità della Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Tiziano nostro patrono, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e annunciate il Vangelo del Signore. Rendiamo